Il ruolo ed il valore della televisione, egemone mezzo di comunicazione di massa, presente in ogni casa, ha rappresentato nel corso della storia del nostro paese il vero caposaldo dell'unità linguistica italiana. Un mezzo di comunicazione che dall'informazione allo spettacolo, dal varietà alla fiction, ha suscitato grandissimo interesse collettivo, educando e formando generazioni intere. Il valore del mezzo di comunicazione e di personaggi televisivi che hanno segnato un'epoca, dall'intrattenimento al giornalismo, dalla politica al varietà, sono stati al centro di una mostra inaugurata ieri pomeriggio ai Cantieri Popolari dell'ex chiesa del Purgatorio di Aragona, titolata C'era una volta in Italia, Mamma TV racconta. L'iniziativa è stata promossa dal Rotaract Club Aragona Colli Sicani, presieduta da Giuseppe Seminerio. Come ultima iniziativa dell'anno rotaractiano, il Rotaract Club Aragona Colli Sicani ha inserito nella programmazione questa iniziativa tutta dedicata alla televisione, anche se in realtà la protagonista per eccellenza non è la televisione ma proprio l'Italia nelle sue mille sfaccettature, la sua società, la sua cultura, le trasformazioni che hanno interessato l'Italia in questo periodo di tempo che va dal 1950 fino ai nostri giorni. L'iniziativa si concentra proprio sulle trasformazioni, sulle metamorfosi del popolo italiano che vengono raccontate non tanto attraverso episodi e personaggi dello scenario politico e sociale, ma attraverso i personaggi principali del palcoscenico televisivo che in un modo o in un altro hanno segnato fortemente la società italiana. La televisione ha sempre avuto un ruolo principale nel trasmettere messaggi che hanno influenzato la società civile, ma il ruolo precipuo della donna qual è stato? Nel corso degli anni chiaramente la TV si è molto aperta al mondo femminile, sono nate tante giornaliste, tante donne che fanno opinione, anche se devo dire mio malgrado forse negli ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza. Del resto si dice spesso che la TV è lo specchio della società, però come dice Aldo Grassi è anche l'anfora della società, per dire che la riflette però in realtà poi ritrasmette dei modelli culturali e purtroppo in questo momento credo che per l'immagine della donna i modelli culturali non siano assolutamente positivi. Un'interessante iniziativa molto attuale che si avvicina ai nostri tempi, promossa dal Rotaract Club Aragona Colli Sicani. È un'associazione piena di giovani che c'è un progetto che va avanti per quanto riguarda la televisione di una volta e portarlo ora in atto, in riferimento principal modo alla crisi economica che c'è, quindi per dare un cambio di sviluppo alle nuove iniziative del Rotary.